Quella cucinava insieme ad Andrea. Oggi prepareremo i tè tu e i tè io. Curiosi? E allora, amonin in cucina. Ed eccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi andremo a fare i biscotti tè tu e tè io. Molti di voi diranno, ma chi sono questi biscotti? Niente, non vi preoccupate, tutto sotto controllo, tutto nella norma. È una fondamentalmente tipologia di biscotti, una al cacao e una bianca, che letteralmente nella traduzione siciliana te tu è uno per te, te io è uno per me. Io è un modo dialettale di dire io. In moltissimi paesi siciliani dicono io, in altri dicono ieu, però fondamentalmente io deriva possibilmente, credo, dallo spagnolo, forse un po' anche per questo questi biscotti vengono anche chiamati catalani. Obiettivamente non lo so, ma provo ad immaginare che ci possa essere un filo conduttore. Sono, come dicevo, dei biscotti molto semplici che vengono fatti solo ed esclusivamente nel periodo di Ognissanti, che in Sicilia usiamo chiamare Pimoet, il giorno dei morti. Nei canissi, che sarebbero dei cesti in vimini, vi erano questi biscotti, come per esempio i biscotti Reginella o inciminnati o i taralli siciliani. Questi ultimi due, mi raccomando, se siete incuriositi, trovate il video nella mia pagina. In questi canissi c'erano pure per esempio i pupacena. I pupacena sono delle statuette in zucchero di almeno 50-60 cm di altezza che riproducevano i famosissimi pupi siciliani, tutti quanti coloratissimi e ovviamente essendo di zucchero molto dolci. I bambini nel periodo dei morti non vedevano l'ora di ricevere questi famosissimi cannissi con all'interno tutte queste leccornie. Purtroppo al giorno d'oggi si sta un po' perdendo tutta questa vecchia e bella tradizione, però noi cerchiamo comunque di mantenere la memoria. Cominciamo riproducendo questi meravigliosi biscotti tè tu e tè io. Ovviamente, come vi dicevo poc'anzi, vi ricordo che anche i taralli siciliani e i biscotti Reginella trovate le videoricette nella mia pagina YouTube. Adesso cominciamo a fare gli impasti e vi faccio vedere tutte le fasi della lavorazione. Perfetto, allora cominciamo. Io inserisco della granella di mandorle all'interno di un boccale, sto usando questo mix marca molto famosa che non voglio dire, ma avete già capito. E farò un impasto che comunque verrà fuori un impasto morbido. Lo farò qua neanche per sporcare poi planetari e cose varie, non vale assolutamente la pena, perché o avete delle mandorle pelate intere o anche la granella va bene, io avevo questa e sto usando questa, la inserisco qua dentro e cerco di polverizzarla il più possibile. Non vi do le dosi, come vi dico sempre, perché troverete tutto giù in descrizione, quindi poi andate a sfogliare la descrizione del video, troverete tutta quanta la grammatura. Adesso andiamo a vedere soltanto tutta la fase del procedimento. Cominciamo con l'impasto, mettendo, come dicevo, le mandorle e le facciamo piccare per qualche secondo e le polverizziamo il più possibile. E inserisco al suo interno, ci scivola un po' tutto, lo strutto, poi zucchero, poi un po' di cannella, veramente pochissima, poi un po', una mezza bustina di lievito per dolci setacciato, ok, scorza di un limone non trattato, inserisco la farina, un po' di rum, una fialetta va più che bene, il latte e 2 uova. Rimetto il coperchio e comincio ad impastare ad una velocità media. Lasciamolo andare per qualche minuto e poi lo andremo a controllare. Ok, diamo un'occhiata, sono trascorsi poco più di 5 minuti. Adesso vi faccio vedere il risultato. Questo. Ne prendo una metà, perché l'altra metà la dovrò aromatizzare al cacao. Questa qua è la consistenza, vedete, è una pasta molto morbida. La metto in una bolla. Lo rimetto su. Inserisco un po' di cacao
ovviamente setacciato. Ok, cominciamo ad impastare in questo modo. Se necessita aggiungiamo qualche goccio di latte. Diamo un'occhiata e vediamo che succede. Velocità sempre media. Diamo un'occhiata. Ma ne metterei proprio pochissimissimissimo, perché secondo me è un po' asciutto, ma proprio veramente molto poco. Perfetto, eccolo qua. E lo trasferisco in un'altra bowl. Praticamente abbiamo finito, ho dato una sistemata, una pulita, ho le due bowl, una teglia con della carta forno, mettetevi accanto le due bowl, un piattino con dell'acqua, vi inumidite un po' le mani e cominciate a fare delle piccole palline in questo modo. E le distribuite su una teglia, appunto con della carta forno. Palline di 30-40 grammi sono più che sufficienti. E adesso fate la stessa cosa con quella bianca. Sistemati i nostri tatù in teglia, forno a 170 gradi, statico, mezz'ora. Ok, i nostri biscotti stanno in cottura, adesso prepariamo la glassa. Zucchero in un pentolino, ovviamente anche della glassa troverete le dosi giù in descrizione, acqua, mischiamo bene bene, cercate di non sporcare i bordi, altrimenti trasferiamola sul fuoco, fuoco minimo, il più piccolo che avete, e facciamola bollire per 4, massimo 5 minuti a fuoco bassissimo, senza toccarla. Perfetto, i biscotti sono in cottura, lo zucchero è su un fuoco dolcissimo e sta bollendo, come vi dicevo 4, massimo 5 minuti, toglietelo dal fuoco e io lo trasferirò nella planetaria, velocità bassa a 1 e lo farò raffreddare in planetaria. Quando lui comincerà a raffreddarsi, sempre in movimento, diventerà di un bianco candido meraviglioso, sarà della consistenza appunto di una glassa stupenda, cremosissima. Se non avete una planetaria non c'è problema, trasferite in una scodella in acciaio e con una forchetta, un mestolo, quello che avete, un cucchiaio di legno, mescolate in continuazione fino a quando non noterete che questo zucchero, che in questo momento come avete visto è molto trasparente, comincerà a diventare bianco, bello, candido. In quell'esatto momento la nostra glassa è pronta e possiamo andare a glassare i nostri biscotti. C'è anche una variante volendo, c'è chi a questa glassa poi aggiunge del cacao amaro e fa una glassa al cacao. A me personalmente non piace, per cui lascerò una classica glassa bianca di zucchero. Adesso cominciamo tutte le altre fasi conclusive della ricetta. Inserisco in planetaria. Occhio che è molto 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 molto. Metto giù, velocità minima e faccio raffreddare. Adesso facciamo raffreddare i biscotti. Facciamo raffreddare i biscotti che li ho appena sfornati e completiamo il piatto. Un cucchiaio, mettete su un po' di glassa. E tu? E io? Sono indeciso. E tu? O te io? E tu? E io? E tu? Un bel dace!